Luca Barbarossa, ventenne, cantautore lanciatissimo. Precisiamo subito che Barbarossa non è nome d'arte, ma è il suo autentico cognome, un cognome dunque importante. Impegnativo. Le è servito oppure qualche volta magari l'ha imbarazzata, le ha dato addirittura fastidio? Qualche volta è chiaro, è un cognome soggetto a parecchie battute, quindi a scuola ognuno diceva la sua, però in realtà poi mi è servito perché è un nome che rimane impresso. E meno male che si Il mio chiama mestiere Luca, è fondamentale. Luca e non Federico, altrimenti Sì. era obbligato a fare invece che il cantautore l'imperatore. Come è nato il cantautore Luca Barbarossa? È nato principalmente per strada, io ho sempre viaggiato, ho sempre avuto questa passione di conoscere, di vedere, di provare sensazioni nuove e poi di registrarle mentalmente. E le tiro fuori, ho scoperto di riuscire a tirarle fuori così con la chitarra. Quindi nasce da questo. Luca Barbarossa, forse ve ne sarete già accorti, è romano, il romano del Roma. C'è ancora, nonostante le sue esperienze all'estero, questa italianità, questa romanità nella sua musica, nel suo genere? Indubbiamente tutti gli autori di Roma hanno un denominatore comune, c'è una certa, tutti siamo malati, abbiamo la stessa influenza, diciamo, è una certa apertura vocale, un modo di cantare simile in molti casi, Venditti, De Gregori, a volte Cocciante, anche se ha un modo tutto suo di esprimersi. Però c'è qualcosa che ci lega, evidentemente una stessa apertura alla vita, anche il clima penso di Roma sia importantissimo, il modo con cui si affronta una giornata a Roma è certo diverso da Milano, da una città più fredda. A Roma si esce e si cammina per tutto il giorno per la città. E per un cantautore a Roma c'è sempre qualcosa da scoprire, come per lo storico, per l'archeologo. Sì, indubbiamente. Roma ha questo grosso pregio di avere sempre qualcosa in più da offrirti, cose che scopri dopo 20 anni che ci vivi, che non avevi mai visto. Tutti i giorni passi in macchina nello stesso punto, un giorno ci passi a piedi, hai più tempo per guardarti intorno e scopri delle cose meravigliose, di piccoli angoletti, di piccoli vicoli che sono... Lei però ha soggiornato, sappiamo, lungamente a Londra, perché Londra diventa, per tutti i giovani, anche meno giovani cantautori, una sorta di tappa obbligatoria nella carriera. È una moda o ci sono delle ragioni specifiche? Diciamo che Londra è l'America dei poveri, cioè è il primo ponte tra l'America e l'Europa. Tutto ciò che riguarda avanguardia a livello artistico, e la gran parte di questo arriva dall'America, passa per Londra, poi si fraziona in città come Parigi, È un centro di Roma, smistamento. Barcellona. Londra è un centro di smistamento. A volte è Londra stessa che detta legge e che manda novità all'America. Quindi diciamo che è una tappa obbligatoria per chi vuole conoscere l'inglese, che è la lingua madre del rock, del country, del pop, di tutti questi generi musicali. L'inglese è chi vuole conoscere, chi vuole farsi quel tipo di cultura lì. Ecco, ma i nostri telespettatori fra poco nelle sue canzoni, che sono tutte farina del suo sacco, sentiranno più Londra o più Roma, o tutte e due insieme? Sentiranno principalmente me e le sensazioni che io provo sia a Londra che a Roma o in America o dovunque io sia, le sensazioni che mi dà la gente che incontro spesso. Luca Barbarossa, a 20 anni c'è licenza di sognare. Lei che cosa sogna? Sogna magari anche al di là della musica? Sì, indubbiamente sogno, diciamo, i miei sogni in questo momento sono legatissimi a questa mia attività che mi appassiona in maniera totale, quindi sono in questo momento fermi a fuoco sulla musica. Però ho sogni anche di fare altre cose, perché non voglio cercare di fare tutto, ma meno che limitarmi. Vorrei arrivare a fare un giorno un musical, vorrei arrivare a recitare in un film, a fare le musiche per una commedia teatrale. Insomma, vorrei fare di tutto ciò che mi appassiona, che mi piace. Benissimo, per il momento accontentiamoci di Luca Barbarossa cantautore, chissà magari lo rivedremo su questi teleschermi attore cinematografico. Speriamo.